Abbiamo voluto riconquistare quello che era la mission con cui è nata appunto la mostra dell'artigianato della Sardegna, di Samugheo appunto, e cioè quello di dare visibilità a quello che è l'artigianato tipico del nostro paese, cioè l'artigianato tessile, senza però tralasciare naturalmente anche le altre realtà dell'artigianato sardo. Quest'anno avete deciso anche di allargare il periodo dell'esposizione. Sì, inauguriamo il 14 di luglio appunto e rimarrà aperta per 2 mesi. È un periodo abbastanza lungo, ma vogliamo dare la possibilità a tutti i visitatori, a tutti i potenzi fino a settembre appunto. I locali dell'ex cantina, questa struttura, sono al centro di un importante progetto dell'amministrazione comunale. Di che cosa si tratta? La vicinanza dell'ex cantina che abbiamo recentemente acquisito dalla cooperativa sociale che la gestiva sono state inserite nel progetto Iscola. Appunto la vicinanza della cantina alle scuole medie ci ha permesso di presentare un progetto con il bando Iscola che prevede la realizzazione di un polo scolastico in cui le scuole si allargano anche alle strutture della cantina che diventeranno i laboratori della scuola stessa. Questo farà in modo che la cantina sia utilizzata durante l'anno scolastico da tutti gli studenti per le loro attività laboratoriali appunto, e poi nel periodo estivo per mostre, esposizioni che vorremmo fare e che faremo sicuramente anche in collaborazione con le nostre associazioni. Nei prossimi giorni è prevista la visita del principe Aga Khan, legato da un rapporto di grande amicizia con Samugheo. È così? Sì, sì, assolutamente. Il principe ha un rapporto affettivo con Samugheo perché conosce sin dagli anni 60-70, quando costruendo la Costa Smeralda si rivolgeva ai nostri artigiani per l'arredamento dei suoi alberghi e delle sue ville. È venuto 2 anni fa a trovarci in occasione appunto della mostra Tessingiu della 49esima mostra, e quest'anno tornerà perché abbiamo voluto fargli un omaggio, abbiamo voluto offrire la cittadinanza onoraria appunto al principe, sia per il legame che ha con i nostri artigiani e con il nostro paese, ma soprattutto per il legame che ha con l'isola e con quelli che sono tutti gli aspetti artigianali e culturali che lui diciamo, apprezza, ai quali lui tiene tantissimo appunto.